Ma guarda questi che bastardoni gli egiziani. Come ci provano con Knossus, eh? Volevano fregarsi anche l'isola, eh? Bastardoni, bastardoni. Ma buon pomeriggio signori e signori, eccoci tornati su Round 2 Total War, io sono Lord Perso e siamo tornati qua sulla campagna egiziana che è appena terminata, almeno la prima campagna, e ci ha visto, diciamo, enormemente favoriti, enormemente vincitori delle terre, perché abbiamo conquistato ben 1, 2, 3, 4, 5 insediamenti all'avversario, di cui la capitale Alessandria, quindi abbiamo fondamentalmente piegato l'Egitto al nostro volere. Egitto che comunque si presenta ancora bello forte, non pensate, non pensate, però di base adesso loro hanno solo la parte terminale del Nilo Grande, possiamo chiamarlo così. Hanno i possedimenti a destra di questo fiume che noi vediamo davanti a noi, mentre la parte sinistra è tutta romana, quindi ci siamo presi le piramidi, eccetera. E soprattutto il grande porto di Alessandria con tutti i suoi beni e anche la sua potenza navale che ci aiuterà sicuramente. Quindi bene, molto molto bene. Invece per la parte nord, anzi per la parte est, perché quella nord sta ancora più a nord, la situazione non è delle migliori. Abbiamo perso l'insediamento di Odessos, lo stanno tra l'altro costruendo a loro immagine e somiglianza, e questo ci farà buttare altri soldi, mannaggia loro. Non abbiamo l'appoggio della flotta che sta arrivando, ma per ora scorta la nostra legione che, mamma mia, sta soffrendo veramente tantissimo. In generale tantissimo anche il mare. Io a questo punto quasi quasi rifonderei queste truppe, tanto poi le devo fare l'upgrade e non ha senso tenerle così basse di uomini. Vedremo poi anche di... queste due però non sono ancora al massimo, le terremo così. Vedremo poi appunto di farle sbarcare e di far fare tutto il percorso via strada, via terra, che è sicuramente più veloce. Così possiamo liberarci la flotta e partire poi all'attacco. Flotta che non è fortissima, ha comunque già combattuto, quindi un po' di esperienza ce l'ha, però insomma diciamo che c'è di meglio. Mentre invece a nord la situazione è stabile, i nostri nemici non scendono, noi non saliamo, a parte questi qui che voglio capire cosa fanno qua. Anzi, guardate, è vero, posso ancora muovere le spie in questo turno, non l'avevo fatto perché mi ero concentrato principalmente a sud e ad est. Allora andiamo a vedere un attimo. No, 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 non voglio che mi prenda l'insediamento di niente. Va bene, qua non c'è nessuno e qui invece c'è un bel ammasso di gente. Ricordiamo, signori, che la parte che loro, i nostri nemici, sono in guerra con un sacco di persone allegate a noi, ma anche agli Suebi, che infatti ci apprezzano. Ecco qua, vedete? E infatti ci apprezzano perché abbiamo dichiarato guerra fondamentalmente a tutti i loro nemici. Quindi loro ci apprezzano molto. Mi piacerebbe commerciare con loro, ma non posso. Questa cosa è veramente brutta. Ricordiamo però che loro sono subdoli, quindi non ci possiamo fidare. Non che noi siamo i migliori, però diciamo che non è proprio il massimo. Allora a nord potremmo dare una spintina. Una spintina la potremmo dare. Il problema è che ho questi qua di Octodrun in mezzo alle scatole che non mi consentono di sbloccare queste due legioni per andare a nord. Però ragazzi, onestamente, io di tirarmi indietro, dietro ancora Octodrun, perché l'avevamo già attaccati ma avevamo fatto subito la pace, fortunatamente, non ne ho voglia. Potrei spingere in questa direzione, prendermi Cenabum. Sì, potrei farlo. Bah, non lo so. Non so onestamente perché me la vedo sotto tiro di questi. E io finché... A parte che adesso c'è una legione, quindi dovrei richiamare quest'altra legione. Qui c'è questa qui, quindi non posso liberare la città, se no mi cade Bibracte. E caduta Bibracte poi Gergovia è un attimo. E ancora peggio c'è la strada libera per Marsiglia, cosa che non voglio. È vero che ho qui la legione, insomma... Dovrei far scendere la legione, potrei far così, farla risalire fino a Bibracte e poi muovere scacco a Cenabum. Però onestamente io di entrare in conflitto così sovraesteso con gli Iceni non lo voglio fare. Cioè nel senso che per ora
Diciamo che la campagna deve essere qualcosa che si deve gustare lentamente. Quindi io per ora non lo farei. Però mi concentrerei molto di più invece su questa zona calda. Sul nostro Pergamon direi che va... Guarda qua, tra l'altro posso prendere Tarsus. Non male come cosa. E poi da qui potrei andare qua. O addirittura in Cappadocia, che sono nostri nemici. Vabbè, comunque l'idea è quella di prendere Pergamon e soprattutto di bloccare queste due città, cioè di prendere queste due città perché ovviamente ci difendono poi dalla costa. Ovviamente poi una volta prese queste due città spostarci in questa direzione. Ma ci vuole ovviamente la nostra legione di supporto che sta per arrivare. E ci vogliono anche i soldi per poter avere delle legioni full stack. Adesso vediamo di eliminare questa componente di Odessos, quindi di prenderci Odessos, e poi vediamo il da farsi. Il problema loro, cioè nostro, è che Pergamon ha preso questi territori, quindi ci potrebbe attaccare sia da questa zona ma anche da nord. Speriamo che gli Suebi sappiano fare il loro. Intanto noi andiamo avanti. Prendiamo una sbardellata di soldi, ragazzi. Ecco, questa spia qua non l'ho mossa, maledizione. Però, vabbè. Ecco. Attenzione, cosa ho visto? Attenzione, attenzione. Gli Ceni scendono per una battaglia. Un 1 contro 1. Attenzione. Magari c'è qualche altro esercito che noi non abbiamo visto che è nascosto, ragazzi. Potrebbe benissimo essere. È vero che l'intelligenza dell'IA in questo gioco lascia un po' desiderare, però non sarebbe la prima volta. Termina il patto di transito militare. Perché termini il patto di transito militare? Cosa vuoi fare? Vabbè, il banditismo come sempre ci massacra le natiche. No, è morto un veterano. Peccato. Eccolo qua, ragazzi, l'avevo visto. Eccolo qua. Eccolo qui. Cosa sta succedendo? Intanto i cimbri ci danno una mano a rompere le scatole. Allora, andiamo a rompere le scatole anche noi. Andiamo a sabotare l'esercito. E limitiamone la capacità di spostamento. E non me lo fa fare. No, non ci arrivo. Vediamo. No, non me lo fa fare. Ah, che barba. Vabbè, fa niente. Qui scendiamo. Tra l'altro è guardate signori che arrivano. Arrivano altri rinforzi degli Ceni. Attenzione ragazzi. Dobbiamo stare molto attenti. Allora, qui ne vedo 1, 2, 3. Loro sfruttano l'inverno, giustamente, per arrivare da noi. Allora, io potrei anche lasciare Mediolanum scoperta o Coria, però non è che questa cosa mi faccia impazzire. Non ho spie da lasciare. Però potrei assumere, obiettivamente, potrei assumere degli uomini. Dove sta il tastino? Degli agenti, scusate, non mi veniva il termine. Degli agenti che mi potrebbero aiutare a tenere sotto controllo. Tra l'altro, così pochi ne ho. Sotto controllo la situazione. Tipo un +3 al campo visivo. In probabilità di individuare agenti eserciti nascosti. Direi che è perfetto questo agente. E io direi che lo portiamo in questa zona. E a questo punto direi che forse avere una legione in più non fa così schifo a questo punto, mi verrebbe da dire. E allora facciamo la risalita
ci piegheremo secoli, però facciamo sta risalita, perché a me sta cosa qua non piace affatto, ma proprio per niente. Allora, saliamo fino a qui. Ci vorranno tantissimi turni ancora. Vediamo se riesco a dargli direttamente il comando per... Ok, wow, quanti turni, ragazzi. Forse però d'estate aumentano un po' le distanze. Adesso vediamo. Estate, primavera. Allora, io direi di muovere guerra a questo punto. L'unica cosa che vorrei fare è andare a fare qualche upgrade. Perché tipo, la cavalleria la potrei fare l'upgrade. Solo che mi costa veramente tanto. Vabbè, lo andiamo a fare. Almeno per queste legioni qua, le corti. Allora, loro non ne hanno bisogno. Ci starebbe farla anche per questi qui. Almeno per i veterani, che comunque sono 780. Vabbè, dai, la facciamo. E direi che con queste nuove truppe un po' più armate pesantemente potremmo attaccarli. Loro cosa hanno? Picche, picche, picche. Wow. Spade. Insomma, non sono proprio debolucci, non sono proprio debolucci questi. Hanno una sola cavalleria, due cavallerie. Due cavallerie, però una è da tiro. Allora, potremmo provarla, ragazzi. Noi abbiamo lo scorpione e la ballista, che da lontano, secondo me, può fare tantissimo danno. Quindi se noi ci mettiamo lontani, è che lo sono proprio in mezzo al sentiero. Però chi se ne frega. Tanto comunque riusciremo a tornare indietro nel caso. Si potrebbe fare. Si potrebbe fare. Allora, vediamo un attimo. Prima facciamo altre cose. Prima che voglio capire prima di tutto la situazione qua. Commerciano ma non transitano con noi. Ok, abbiamo qualche altro patto. No, abbiamo... Perché, scusate, abbiamo il transito militare. Cosa sta dicendo il gioco? Forse non erano loro che ci avevano lasciato il transito. E mi sembrava Atene, però, a me. Scusate, no, ce l'abbiamo il transito. Boh, ragazzi, ogni tanto qualche buggino in sto gioco qua salta fuori. Non so se è la mod o proprio il gioco. Comunque, andiamo a spostarci in questa zona. E la nostra imbarcazione, vabbè, sconfinamento non me ne frega niente. E la nostra imbarcazione, scusate, la nostra unità qua è salva. E ora spostiamoci verso nord. Flotta che sarà fondamentale per poi mettere, per stabilire, diciamo, il controllo in queste zone. Non è una grande flotta, però comunque qualcosina. Poi magari andiamo anche a rinforzarla, vabbè, qua abbiamo poca roba per rinforzarla, però potremmo anche andare a migliorarla. Allora, qui abbiamo 20 su 20. Io direi a questo punto di cacciare questi maledetti, che sono comunque delle navi. Noi ne abbiamo un generale molto esperto, però io direi che qua si può tranquillamente fare l'upgrade di questa unità. E a questo punto io la farei anche di quest'altra. Così abbiamo la cavalleria con l'upgrade. Dai, facciamo l'upgrade. Rimangono solo questi 4 senza l'upgrade, però diciamo mi sento abbastanza coperto. Allora andiamo a attaccare la città. E infatti ci dà vincitori nonostante il gran numero di uomini avversari. 71 modalità equilibrio. Allora ragazzi, siccome io non voglio lasciare al gioco decidere la vittoria, perché secondo me 71, beh oddio, però in realtà potremmo anche farlo, perché comunque abbiamo in realtà, cioè questa legione qui non andrà subito a sud, anzi dobbiamo aspettare la terza legione e poi dobbiamo rinforzare l'altra legione che abbiamo qua vicino. Quindi in realtà 71, io ora che arrivano le altre due, le carico di truppe e partiamo per la campagna, direi che è già bello che è recuperato. Va bene, dai, buttiamo via questi uomini. Io a questo punto andrei addirittura sulla modalità aggressione, così facciamo fuori la flotta e ci riprendiamo ciò che è nostro.
ovvero Odessos. Vabbè, abbiamo subito un po' di danni, però dai, neanche troppi, va bene, ci può stare. Questa la occupiamo e vediamo cosa ci hanno lasciato. Vediamo. Magari non hanno fatto ancora in tempo a cambiare. Esatto, più o meno è rimasto tutto uguale. Facciamo qua la banchina. La dobbiamo riconvertire però. Ok. Qui facciamo il campo per gli schiavi e siamo a posto. E ci siamo ripresi Kilgen Nostr. Perché qua il discorso era fargli fuori un po' la flotta, che noi l'abbiamo completamente devastata. Quindi loro adesso non hanno più delle unità potenti sul nostro territorio. Questo è veramente buono. Questi sono gli unici che noi dobbiamo potenziare un pochino. Un pochino. Quindi qualcosina glielo dobbiamo dare a questi. Allora, il tiro più o meno c'è. Mancherebbe questa legione che non abbiamo la possibilità di avere. E i cavallini. I cavallini, almeno i cavallini prendiamoli a questo punto. Costano, ma neanche troppo. Qui abbiamo la corte legionaria, che penso che sia la più scarsa di tutte le corti. Qua non mi fa vedere. Ok. Vabbè, ci prendiamo comunque la corte legionaria. Ah, però posso prendere ancora un cavallino. Potrei fare le 4 di cavalleria che utilizzo di solito. No, però è meglio qualche truppa di terra. E ne posso prendere un'altra. E allora a questo punto la facciamo. Passiamo a 17. Che comunque non è male. Qui il nostro uomo sta facendo il suo effetto. Io avevo la spia. Ah, eccola qua. E c'è ancora. Vediamo se adesso mi fa quello che voglio che mi faccia. No, niente, non riesce a sabotarmi l'esercito nemico. Vabbè, fa nulla. Ok, la nostra flotta sta arrivando, quindi la situazione è abbastanza buona. Allora, io direi qua a questo punto di fare questa battaglia. Perché io ho paura che questo qua faccia un attacco combinato con quest'altre due. E a me non piace questa cosa. In più mi bloccherebbe l'esercito in questa zona. Allora, fatemi vedere. 64. No, sono troppi uomini che andrei a perdere. Io direi di fare invece una battaglia. Come sempre io la giocherò, ragazzi. Se non è una bella battaglia non ve la faccio vedere. Ok, neve. Attenzione, neve. Allora, condizioni meteorologiche. Le unità necessitano di più tempo per riposarsi quando sono ferme. Per me va bene. Iniziamo lo schieramento. Signori, con la neve, si combatte con la neve. Un tempo da lupi, ma noi abbiamo il vantaggio del tiro a distanza. E qua adesso ci divertiamo. Adesso ci divertiamo. Noi ci posizioniamo in questa parte qua. E da qua tiriamo come dei dannati. Fatemi vedere. Non ci arriviamo. Ok. Da qua, ragazzi, facciamo come i tossici il sabato sera. Tiriamo come dei dannati. Allora, mettiamo le nostre baliste qua. Poi dopo, casomai, le rispostiamo in avanti. La cavalleria adesso io direi di dividerla in due parti. E gli facciamo lo scherzino. Tipo, così è nascosta. Sì, dovrebbe essere nascosta. Questa è nascosta. Quindi un gruppo di selezione. Secondo gruppo di selezione. Ok. Il tiro lo portiamo ovviamente. Allora 1, 2, 3 qua. 1, 2 qua. Anzi, il tiro io lo vorrei mettere leggermente spostato. Quindi io farei a questo punto, cambio un attimo strategia. La cavalleria questa la spostiamo di qua. Guardate, la posso mettere in questa zona. Ok, a protezione. Poi prendiamo le corti più forti, le mettiamo qui. Sì. Prendiamo questi scappati di casa, li mettiamo qua. Questi li mettiamo qua.
E a questo punto, anzi, facciamo il cambio. Facciamo il cambio. Facciamo così. Ok, li doppiamo in questo modo. Secondo me è la cosa migliore. Questi li estendiamo ancora un po'. Magari non così tanto. Facciamo così. E secondo me ci siamo. Secondo me ci siamo. Ci siamo dimenticati? Ah, gli scorpioni. Ah, ci sono anche gli scorpioni. Allora, qui mettiamo anche gli scorpioni. Li teniamo magari qua. E a questo punto una segue una e l'altra segue quell'altra. Con l'appoggio della cavalleria dovremmo evitare i fiancheggiamenti e queste unità potrebbero andare in avanti e colpire qualora venissimo attaccati e aggrediti. Il generale ovviamente sta con i suoi uomini, anche se con la cavalleria ci potrebbe stare, ci potrebbe stare, perché il nostro problema è la loro cavalleria, ma sono veramente pochissime. No, vabbè, dai, dovremmo farci hanno anche poco tiro in realtà, quindi secondo me, ragazzi, il fatto che abbiano l'esercito composto in questo modo ci avvantaggia non poco, perché io ho l'artiglieria. Vediamo, se questi li lascio qui, questi dovrebbero riuscire comunque a colpire in questa zona e fare parecchio danno. Iniziamo la battaglia. Incrociamo le dita. Allora, balista. Spara. Sì, spara qua, come se non ci fosse un domani. Loro avanzano, maledetti cani. Ma rimanete nel vostro, no? Vabbè, avanzano. Ok, le due cavallerie sono tutte da questo lato. Ah, quindi sono 3 cavallerie. No, questi sono cavalieri. No. Ah, si spostano, ok, non avanzano, si spostano, si riallineano a noi. Ok. Per un attimo ho temuto. Andiamo un po' più avanti. Balista non ci arriva. E quindi avanza. Però devi seguirla, zio. Mia cavalleria. Ok. Ok, adesso sono a portata. E boom, dai, spara. Dai, fammi godere, qua al centro. Dai. Loro avanzano. Oh, 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 presi qua. Presi, hanno scoperto le nostre unità nascoste. Avranno scoperto la cavalleria, ma fa nulla. Anzi, indietreggio quasi quasi. Indietreggio leggermente, perché non voglio che me la bersaglino. Andiamo proprio agli estremità. Qui ci manteniamo. Ok, sono partiti. Ci stanno inseguendo, ma non hanno capito niente. Allora, attenzione da questo lato. Mettiamo le nostre unità. Ok, attenzione a qua. Facciamo uscire la cavalleria. Attenzione qui al giro. Chiudiamoci in questo modo. Vai, qua, sparate. Ok. Li hanno impattato, andiamo subito a prenderli. Qua rimaniamo. Guardate qua. I botti che si pigliano. Qua. Guardate qua lo scorpione, signori. Scorpione e frecce. Ok, qua si sono allontanati. Chiudiamoci. Portiamoli indietro questi. Mamma mia lo scorpione. Mamma mia lo scorpione. L'altra cavalleria, ragazzi. Ok, qua, perché mi ero dimenticato della cavalleria. Ok, ci mettiamo in questa posizione e facciamo più danni possibile. Ok, ci mettiamo belli protetti. Ok, hanno sparato tutte le frecce, tutte le cose. Stanno sparando ancora. Voi qua. Voi tirate qui adesso. Direi che ci siamo, signori. Ci chiudiamo in formazione anche qua. Ora che stanno assaltando. Chiudiamoci in formazione anche qui. Manteniamoci in questo modo. Qui le due cavallerie. Perché è andata solo una cavalleria? Porca miseria, avevo dato il comando a tutte e due. Vabbè, comunque abbiamo vinto. Ok. Ok, adesso partiamo con la cavalleria da lato. Allora, cerchiamo di fare più danno possibile.
Scorpione tira su questi a questo punto, che dovresti avere il varco disponibile per attaccare. Ok, la cavalleria è andata. Andiamo a prenderci gli arcieri dal dietro. Idem qua con patate. E facciamo un aggiramento. Mamma mia, le macchine d'assedio, tanta roba comunque, ragazzi. Guardate, qua c'è proprio il buco perfetto per colpire con i sassi, sperando di non colpire anche i nostri. Ok, abbiamo ancora un po' di munizioni, Poi ci giriamo. Qua. Vai, tirate su questo, va. Perché ho paura. Paura che si colpiscano tra di loro i nostri, e non voglio. Qua invece un po' di sassi glieli puoi tirare alla grande. Ok, qua ci siamo mangiati gli arcieri. Perfetto. Vabbè ragazzi, la tattica romana qua è superiore. È superiore. Ok, ce li siamo fatti fuori gli arcieri. E ora direi, intanto la ballista ha utilizzato le sue munizioni. Perfetto, ora andiamo ad aiutare. Allora no, ci disponiamo. Prima ci disponiamo. Facciamo un bel cuneo volante. E poi ragazzi andiamo a divertirci. Ma ci divertiamo tanto. Questi possono andare avanti. Questi si girano. Cuneo volante. 1 e 2. Dritti dritti qua. 3 e 4. Dritti dritti qua. Entriamo dentro, spacchiamo tutto. Ok, poi ci spostiamo e andiamo a prendere questi che sono instabili. Ok. E ok, ottimo. Ottimo, questi si spostano. Ragazzi, non se l'aspettavano, non se l'aspettavano lo scontro tra le nevi. Attenzione al generale che arriva in battaglia. Allora, questa si sgancia prima che arrivi il generale. A questo punto anche questi due si sganciano, che il generale è tosto da battere. E qua, via ragazzi, tiriamo ancora. Anche questi a questo punto si sganciano. Tanto, ok, hanno finito tutte le munizioni. Cavoli, la cavalleria è rimasta impantanata. Dai. Qua fanno il giro. E allora si combatte. Dai ragazzi, forza. Non ce n'è più per nessuno, signori. Qua addirittura cavalleria va contro le lance, se ne sbatte, tanto sono deboli e messi in fuga. E qui iniziamo a pushare. Andiamo sul generale. Ok, qui collassata l'unità, torniamo indietro. Dai, via. Ranghi serrati. La cavalleria, dove cavolo sta la cavalleria? Porca miseria, non si sono ancora sganciati. Porca miseria, sganciatevi. Maledizione. Vai, push ragazzi, forza, push, 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 push. Forza, push. Ok, andate contro questi. Porca miseria, ho perso un sacco di cavalleria. Porca miseriaccia. Secondo fiato. Non che ne abbiano bisogno, però secondo fiato ci sta sempre. Adesso qua ci prendiamo anche queste picche. Mi seguite questi per ora. E dentro qua rompete i ranghi, pushate. Rompete i ranghi, pushate. E qua pushate. Ok, questi li abbiamo presi. Andiamo a far fuori anche questi qua. E direi ragazzi che la battaglia è vintissima. Il generale qui torna un attimo in formazione. Queste tre li prendiamo, li portiamo di qua. Dai, dai, dai. Via, correte, potete andare. Qua c'è l'inseguimento. Queste cosa sono? Cavallerie, ok. Allora magari facciamo un cambio. Ok. Va bene, adesso sono in fuga, quindi va bene.
Ok, andate a prendere questi. Tornate di qua. Ok. Spingete su questi. E anche voi a questo punto. Qui c'è ancora il generale che ci sta provando, ma... Ok. Questi possono tornare. Queste anche. E via dal dietro qua. Anzi, mi andate a prendere questi. Ok, stanno collassando tutti. Ma noi li andiamo a prendere. Questi soprattutto devono essere nostri. Allora, va bene, dai, non siamo qui a decimarli. Direi che... Bah, oddio, in realtà potremmo anche decimarli, Dai, li andiamo a decimare. Ma voi sarà un attimo un battito di ciglia. Allora, ragazzi, è stata una bella caccia all'uomo. E abbiamo fatto fuori anche il generale, che era quello che mi interessava. Per quello che ho voluto continuare. Ora terminiamo la battaglia. 432 perdite abbiamo subito. E loro 2894. Una completa disfatta per quanto riguarda il loro esercito. Come potete vedere, hanno perso tantissimi uomini. Semplicemente non si aspettavano il nostro attacco. E poi le macchine d'assedio, ragazzi, hanno fatto un sacco di danno. A partire dalla cavalleria che, se vi ricordate, quella dell'ala destra è stata veramente disintegrata dai nostri scorpioni. E poi anche il centro dalle baliste. Quindi bello, bello, bello. Sono contento. Ottimo, ragazzi. Ottimo, 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 ottimo. E abbiamo comunque il tempo di recuperare le nostre forze. Allora, prigionieri. Cosa ne facciamo dei prigionieri? Allora, sicuramente non li vado a schiavizzare. Io direi di liberarli, così recuperiamo un po' di denaro per noi. Ci siamo fatti la nostra bella scampagnata. Rientriamo. E direi che con quei denari ci andiamo a finanziare un upgrade della cavalleria. Forse non è il caso, però magari la fanteria. Ci prendiamo gli uomini un po' più diciamo messi bene. E li andiamo... Vabbè, dai, facciamoli tutti, dai. Dai, facciamoli tutti. Ok. Ci avanza ancora 1300. E cosa facciamo con 1300? Potremmo andare sicuramente a fare l'upgrade di questa. E poi ci avanza ancora un upgrade. Allora, a questo punto, visto che hanno combattuto... No, beh, però dai, facciamo questo di upgrade. Che sono isolati, loro sono da soli. E lo facciamo. Va bene. E altro non credo di dover fare in questo turno. Quindi possiamo andare ancora avanti. C'è ancora un po' di tempo che ci avanza. Va bene, andiamo avanti. Qua intanto si sono il foro pubblico dove? Ah, qua, ok. Ok. Qui livello di banditismo abbastanza elevato. Allora dovremmo fare un granaio che ci va a abbassare. Va bene. Andiamo avanti. No, perché c'è qualcos'altro che dobbiamo fare. Allora, la legione quinta Liberatrix ha guadagnato dei punti. Non l'avevo visto. Allora, vediamo. Ah, interessante questo sull'abilità difensiva e offensiva. Non sarebbe male, però forse qua mi piacerebbe sviluppare la capacità di movimento in battaglia. No, vabbè, dai, stiamo sull'aggressività a questo punto. E poi ne posso sbloccare ancora un altro. E allora, a questo punto, direi di andare sulla morale. Più 6 al morale in tutte le battaglie, che questo non è affatto male. Ok, poi abbiamo qualcos'altro. Anche la 13ª Marzia, che ha appena combattuto, è salita di livello. Bene. Allora, difensiva o attacco o assedio? Allora, difensiva in realtà no. Non credo che sia il caso. Mi piacerebbe fare questo, ma qui non abbiamo macchine d'assedio, perciò
Andiamo sull'aggressività e andiamo sulla fanteria e sul tiro a questo punto. O morale. Morale anche più 3 la battaglia del territorio nemico. Anche questo non sarebbe male, Però facciamo il tiro, dai. Facciamo il tiro. E basta, perché mi sembra di aver fatto tutto. Esatto. Allora andiamo avanti con la fine del turno e vediamo un po' cosa ci riserva. Intanto qua la nostra spia ci fa vedere il percorso. Ok, se ne sono tornati indietro. Gli è bastata la batosta che gli abbiamo dato adesso. È morto un figlio. Va bene. Cioè va bene, no. Tasse mancanti. Tasse mancanti. In Italia ci sono un po' di disordini. Grado aumentato. Ok, va bene, questo lo andiamo a vedere. Ok. Pirateria rampante, va bene. Allora, grado aumentato del patrizio. Direi che aumenta la pressione fiscale, che ci fa sempre bene. E poi vuole che io vada altra. Vediamo. Trasformazione culturale ci potrebbe stare. E più lealtà dello schieramento politico potrebbe starci. Ma sul commercio questa provincia in realtà non ne fa molto, quindi no. Quindi no. Dai, andiamo qua allora. Ci spostiamo su questo ramo e andiamo a fare più 2 a trasformazione culturale. Direi che ci sta. Siamo tutti dei grandi romani. 309. E la Peppa. Cioè così pochi veramente ne vado a fare. 309. Quest'anno, ragazzi, mangiamo poco, Questi chi sono? Ah, ok. Ah, perché questi qua volevano arrivare qui, capito? Ah, volevano accaparrarsi altri territori. Maledetti. Allora, qui abbiamo 17 uomini. Dove sono andati? Andiamo a cercarli. Magari sono questi, infatti possono arrivare ovunque questi maledetti. Sì, mi sa che sono questi. Allora, ragazzi, io ho la flotta. Vediamo se riesco a intercettarli. No, per pochissimo. Mi manca un pezzettino. Allora, mettiamoci qui al largo e lasciamo le legioni vicino alle città. Io a questo punto, anzi, la faccio proprio rientrare. E poi ci divertiamo, perché al prossimo giro gli sfondiamo la capa a questi. A questi qua voglio vedere dove vanno. Voglio proprio vedere dove vanno. Allora, intanto mandiamo la nostra spia in avanscoperta per vedere se ci sono truppe in giro. Ma non mi sembra. Non mi sembra. Bene. Gli spartani non sono molto contenti di questa cosa. Infatti ci piazzano proprio davanti al muso proprio il loro esercito. Ma noi non siamo lì per attaccarvi. Quindi ce ne andiamo. No, vedete, non ci hanno tolto il... boh, vabbè. Ok. Ok. Probabilmente è dovuto... Penso che il costo che scenda sia dovuto anche al numero di truppe che hanno bisogno di rifornimento. Più aumenta il rifornimento, cioè il recupero degli uomini, maggiore è il costo che vado a pagare, quindi minore sono le entrate. Penso che sia una roba del genere. Quindi andiamo sempre con la spia. Ok. Ok, qui c'è una specie di guerra fredda praticamente. Allora, andiamo a vedere sempre questo percorso, perché sappiamo che potrebbero farci degli scherzoni. Saliamo su e poi dopo vedremo. Allora, qui abbiamo il legionario che esattamente lo volevo qua. Cos'è che fa? Disperazione tra la popolazione. No, la disperazione non mi interessa. Non mi interessa.
Portiamolo di qua e poi lo facciamo salire in questa zona qua. Va bene. Va bene, qui abbiamo un sacco di unità che devono essere potenziate. Qui portiamo loro sopra. Ok, è primavera del 211 a.C. Questi li potenziamo, almeno ce li abbiamo al pari. Sì, non è fortissima questa legione 11ª Augusta. Ha però uno scorpione dalla sua. Però dovrei dargli un po' più di cavalleria effettivamente. Dai, gli diamo 2 unità di cavalleria. E poi andrei sulla fanteria a questo punto. Allora. Sì, qua c'è una gran scelta di uomini. Questi qua hanno il bonus contro gli elefanti, addirittura. Non cambiano molto le statistiche alla fine. Il costo sì è uguale. Diciamo che secondo me sono un po' inutili queste. Cioè, tra questi due la differenza è così poca che vado a scegliere per forza la corte di evocati. Cioè, per forza. Per forza. Posso fare ancora delle macchine d'assedio qua. Ah. Ah. Ma sai che quasi quasi mi piglio un altro scorpione romano? Invece di prendere la ballista prendo uno scorpione romano ancora. E questi fanno un danno della Madonna. Ma sai che cambia? Allora, cambiamo strategia. Invece di prendere 2 cavallerie, ci prendiamo uno scorpione romano ancora. E poi ci prendiamo... un po' più di fanteria, perché il mio obiettivo è quello di dire... Ok, mi trincero dietro... Ma sì, facciamolo, dai. Mi trincero dietro le unità... Cioè, metto davanti la fanteria... E voglio proprio vedere cosa faranno i nostri nemici con la potenza di tiro che ho. Ne facciamo uno da un lato, uno da... È una sorta di napoleonica questa. Di napoleonica. Va bene, prossimo giro ragazzi ne prenderemo pochissimi di soldi. Pochissimi, però io confido. Ah, non ho potenziato questa qua. Vabbè ragazzi, lo faremo al prossimo giro. Io confido comunque di sbloccare una di queste due, di andare a prendere Nicomedia nel breve. Nel breve. Tu preparati perché sei il nostro prossimo obiettivo. Va bene signori, direi che siamo già arrivati a un punto veramente elevato di minutaggio. Ora vado con l'editing e noi ci vediamo ad un prossimo episodio, una prossima campagna dove cercheremo, probabilmente sbarcheremo nell'Asia minore e andremo a dettare legge. Grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Dai Roma!